Da mercoledì a Villorba operativo il più grande centro vaccinale del Veneto. Stamane il taglio del nastro, l'obiettivo ambizioso è arrivare a 10.000 dosi al giorno. Vi mostriamo come ci si vaccinerà da mercoledì nel nuovo hub. Con la sua apertura verranno chiusi da domani in serie i Vax Point del Bocciodromo di Villorba, dell'ex dogana a Treviso e di Lugignano di Casale. Tragedia del deltaplano sul Grappa, in un drammatico video l'istante in cui l'istruttore perde il contatto e precipita. La procura di Treviso non apre un'inchiesta. Identificato ma per ora irreperibile l'automobilista che ha investito il 76enne a Treviso, dandosi poi alla fuga. Il sindaco lo invita a costituirsi. Il caso della querela al comico, gli attacchi su censura e satira. Zaia spiega la vicenda nata dalla condivisione di un post con affermazioni risultate false e invita Balasso a riconoscere l'errore. Case di riposo, da oggi la Regione ha inviato alle strutture le linee guida per la riapertura e da domani servirà il Green Pass per visitare i propri cari, anche i centri tamponi potranno rilasciarlo. Mediatore immobiliare abusivo scoperto dalla Guardia di Finanza, per lui maxi sanzione, dovrà inoltre restituire le provvigioni percepite. Telespettatori di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, dunque l'abbiamo visto nella nostra diretta di oggi, proprio mentre veniva inaugurato con il taglio del nastro. Allora vediamo l'apertura, anche se di fatto sarà operativo da mercoledì mattina, l'apertura, diciamo, la cerimonia di apertura del più grande, di quello che di fatto è il più grande hub vaccinale del Veneto a Villorba. Facciamo appello ai 50-59. Sono gli ultimi giorni per prenotarsi, bisogna che si prenotino. È iniziata con questo appello l'inaugurazione del nuovo centro vaccinale all'ex Maber di Castrette di Villorba. 5.700 metri quadrati che da mercoledì andranno a sostituire l'attuale polo al Bocciodromo di Carità, quello alla dogana di Treviso e quello di Lugignano di Casale sul Sile. Area messa a disposizione dalla Progest di Bruno Zago, che ha provveduto anche agli allestimenti tutti in cartone riciclato. Oltre 100 le persone operative ogni giorno tra medici, infermieri, assistenti sanitari, esercito e protezione civile, che all'inizio faranno oltre 4.000 vaccini. È uno dei 60 centri del Veneto, abbiamo passato i 2 milioni di inoculazioni, quindi considerate che oggi possiamo dire con tranquillità, proprio da oggi, che un Veneto su 3 ha già avuto almeno una dose di vaccino. A noi forniscono 200.000 dosi la settimana. Considerate che il nostro potenziale di vaccinazione oggi è di 100.000 dosi al giorno. È proprio in virtù di questi numeri che il Presidente vede diversi segnali positivi. Un primo risultato noi lo vediamo nelle terapie intensive e nei ricoveri. Le fasce d'età vaccinate non rappresentano più pazienti nostri. Ne veniamo fuori. Penso che si è iniziata ufficialmente la fase di convivenza con il virus. Fase di convivenza vuol dire che non bisogna abbassare la guardia, vuol dire che bisogna portare la mascherina, mantenere il distanziamento, ma comunque il peggio ce l'abbiamo lasciato alle spalle. Infine i ringraziamenti del Presidente a tutta la sanità veneta come esempio per tutti i cittadini. Io non dico di tornare al vecchio sistema di una volta che si andava col salame dal dottor, col salame e la bottiglia di vino. Basta un grazie. Ed essere coscienti che ci chiamano pazienti perché bisogna essere pazienti. L'ultima battuta è per l'incontro con il commissario all'emergenza Covid di giovedì prossimo. Cosa dirà a Figliuolo giovedì? Lo dico in Veneto? Sì. Dammi vaccini. Allora, serviranno ovviamente i vaccini, lo dicevamo, l'obiettivo è ambizioso, 10.000 dosi al giorno. Allora, nel prossimo servizio sentiamo tra gli altri anche il direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. Se arrivano i vaccini, noi potremo arrivare tranquillamente a 10.000 vaccini al giorno. Obiettivo possibile in questa struttura che attende gli over 50 con una prospettiva per i quarantenni. Con questi numeri potremo cominciare a giugno. Beh, credo che se, come è stato promesso, arrivano i vaccini, direi proprio di sì. Un nuovo complesso che eviterà i disagi accaduti anche ieri al Bocciodromo. Le persone si accreditano, entrano, hanno 250 posti a sedere, si accredita, fa la vaccinazione e va via. Una vera e propria macchina del vaccino, possibile in questa grande struttura di Castrette recuperata da anni di abbandono e resa operativa in pochi giorni. Mercoledì iniziamo qui, 4.800 vaccini. E devo ringraziare il Presidente Zago che ci ha dato questo bellissimo spazio. Recupero di una struttura dimenticata, ma soprattutto l'ennesimo esempio di collaborazione con il mondo economico. Insomma, questo Veneto non è solo che schei. No, cerchiamo di farli più che possiamo, però siamo veneti, sappiamo anche essere amici, essere vicini
e darci una mano quando serve. Per il prefetto di Treviso un esempio per tutto il paese. Assolutamente sì, il problema è che bisogna trovare appunto le istituzioni e poi anche un imprenditore di successo che non dimentica la sua comunità in senso ampio e quindi dà un apporto concreto, quindi veramente con uno spirito di solidarietà, di altruismo che effettivamente speriamo abbia degli emuli. Allora vediamo tecnicamente come funzionerà questo centro vaccinale, come ci si vaccinerà. Guardate. Il cittadino arriva da quella parte, passa il varco della temperatura e poi, essendosi già prenotato, si dirige in uno di questi 4 totem, come è illustrato, inserisce la sua tessera sanitaria o con la carta d'identità e codice fiscale la avvicina al dispositivo. Se è in anticipo rispetto al suo orario, gli viene segnalato. Questa è una misura per evitare gli assembramenti. Mi dà il numero con cui posso accedere di fatto all'accettazione e poi l'anamnesi. Quando uno arriva alla sede dell'accettazione, presenta il suo numero progressivo e gli viene stampata la scheda anamnestica. Quindi si siede, consegna il foglio al medico, si siede e qui avverrà l'anamnesi. Quindi il medico chiederà problematiche. Finito e avuto il benestare, la persona si siede, di solito si scopre il braccio e si posiziona in questa. Finita l'inoculazione servono quei 10-15 minuti di osservazione. Nel caso capitasse qualcosa, qua ci sono due di fatto ambulatori attrezzati. Se tutto va bene, dopo 15 minuti Va verso l'uscita e lì può stamparsi il nostro certificato vaccinale. Tempo previsto per tutto il giro? 20-25 minuti alla fine, perché compreso il quarto d'ora di osservazione. C'è stata anche una coda particolare, un po' davvero particolare alla inaugurazione di questo centro vaccinale, una curiosità, ma la vedremo più tardi, verso la fine del nostro telegiornale. Torniamo a parlare però di vaccinazioni. Ha parlato dei numeri importanti e di quello che ci aspetta nei prossimi tempi, se appunto arriveranno i vaccini, il governatore Zaia, che oggi ha anche poi arrivato al punto stampa, è tornato a appellarsi, l'aveva già fatto, insomma, ai cinquantenni, ha annunciato che lui stesso si vaccinerà mercoledì nella fascia dei cinquantenni a Godega di Sant'Urbano e poi è tornato a parlare di un caso caldo di questi giorni, il cosiddetto caso Balasso. Con Balasso problemi zero, riconosca che ha fatto una cazzata e la finiamo lì. Non è il primo terreno di scontro tra il governatore del Veneto Luca Zaia e il comico rudigino Natalino Balasso, ma di certo questo è uno dei più duri. Il 18 giugno in tribunale a Venezia è stata fissata la prima udienza. Il comico, querelato dalla regione, dovrà rispondere di diffamazione per aver rilanciato sulla sua pagina Facebook il post di Marco Forieri, sassofonista dei Pittura Fresca, che dice esattamente questo. Io me lo ricordo Zaia, PR all'Odissea di Spresiano, una discoteca perché non sapesse. Dopo un concerto dei Pittura Fresca è entrato in camerino domandandoci se volevamo delle troie per il post concerto. Ora è il nostro governatore. Figata. Accadeva il 7 maggio 2020, poco dopo, nello stesso giorno, l'autore delle dichiarazioni parlerà di fake news, ritirando tutto. Questo signore è Furio, l'autore forse del post che nessuno trovava più, ma che qualcuno lo aveva resuscitato, scrive: il post sul governatore, su Luca il governatore è falso e lesivo nei suoi confronti e verso di me. Diffido dal condividerlo, è un fake news, non siate sciocchi. Eppure il comico non fa seguito a queste dichiarazioni, lasciando che la frase circoli liberamente sulla sua pagina pubblica e venga così commentata. 1120 condivisioni e la bellezza di 1113 commenti. Non vi dico i commenti. Voi al posto mio avreste accettato che qualcuno dica che tu offrivi le troie nei post concerti in un posto dove di fatto non lavoravi, dove di fatto non hanno mai fatto il concerto. Frase falsa, confutata punto per punto da Zaia oggi in conferenza stampa. Non ho sete di vendetta, ha detto, ma in Veneto devono conoscere la verità. Non posso accettare che qualcuno dica che si mette il bavaglio. E voi provate a immedesimarvi in me se aveste avuto al posto del mio nome il vostro nome scritto su un post del genere. Però c'è una roba sulla quale non transigo. Cioè, sulla mia reputazione, perché la reputazione è l'unico valore che noi abbiamo, e sul fatto che i veneti devono sapere che il loro governatore
deve avere una reputazione impeccabile. Spero, conclude, di risolvere la cosa fuori dal tribunale. Un fardello pesante nell'aria da giorni, proprio mentre si giocano le fasi decisive della campagna vaccinale. I numeri sono confortanti, annuncia Zaia, il 96,7% degli over 80 si è vaccinato. Per le altre fasce di età siamo fermi al 70%. L'auspicio è che anche la campagna vaccinale per gli over 50 prenda il volo. Tutti si chiederanno, e lui cosa fa? Io mi vaccino mercoledì, mi sono prenotato. Da cronaca adesso torniamo a parlare del tragico incidente del lancio con il deltaplano di Federico Baratto, l'istruttore precipitato a Borso del Grappa sabato. La procura non intende aprire un'inchiesta sul caso, intanto c'è il video con quei drammatici ultimi istanti. La pedana di lancio, la rincorsa come chissà quante altre volte, ma appena staccati i piedi da terra l'istruttore perde la posizione, rimane attaccato alla sbarra con tutte le sue forze che pochi istanti dopo vengono meno. Sono immagini drammatiche quelle del video del lancio con il deltaplano di sabato a Col del Pupolo a Borso del Grappa, ha costato la vita all'istruttore padovano 51enne Federico Baratto. Non era agganciato Baratto, una tragica dimenticanza da parte di un pilota esperto come lui. Appena ha compiuto il salto è rimasto sospeso nell'aria, impossibile mantenere la presa, è precipitato nel bosco e per lui non c'è stato nulla da fare, mentre il deltaplano con la 28enne triestina che ha assistito al dramma è schizzato via verso l'alto, planando poi miracolosamente fino a portare al suolo la ragazza salva ma sconvolta. La Procura della Repubblica di Treviso ha deciso di non aprire alcuna indagine sull'accaduto, ritenendo evidentemente che la dinamica sia chiara e attribuendo a un errore umano la tragica fine di Baratto, che si era forse concentrato sulla sicurezza della sua allieva, come fa un buon istruttore, lui per il quale il deltaplano era, scriveva, l'essenza del volo. Allora torniamo a parlare della questione Balasso. Dall'inizio del nostro telegiornale si vede nella fascia diciamo il nostro sondaggio che è iniziato alle 18:30 nel telegiornale del Veneto, lo facciamo vedere anche qui. Allora, diffamazione, Zaia querela il comico Natalino Balasso, giusto secondo voi oppure sbagliato? 0422 162 6691 se per voi è giusto, 0422 162 6690 se per voi non è giusto aver querelato Balasso. La chiamata come sempre è gratuita, non preoccupatevi se sentite il numero occupato, la vostra preferenza sulle due opzioni viene registrata nel momento stesso in cui scegliete un voto e poi c'è un'opzione e poi ci sarà il risultato come sempre a Ring questa sera. Restiamo sulla cronaca invece adesso per parlare dell'identificazione del pirata della strada che ha investito e ucciso il 76enne Luciano Paro a Sant'Antonino, quindi sempre a Treviso, dandosi poi alla fuga. Essere riusciti in pochissime ore ad avere la certezza della targa è un grandissimo risultato che fa giustizia anche di questa persona che è deceduta. La polizia locale di Treviso è riuscita a identificare l'automobilista che sabato sera lungo via Podgora nel quartiere di Sant'Antonino ha urtato con lo specchietto e fatto cadere il 76enne Luciano Paro, dandosi poi alla fuga. L'anziano finito a terra sembrava aver rimediato solamente la frattura di una caviglia, ma in pronto soccorso il suo cuore ha ceduto. Le indagini dei vigili sono proseguite senza sosta. L'attenzione, grazie al racconto dei testimoni, si è focalizzata su una Golf bianca. Che attraverso i sistemi di videosorveglianza privati che sono presenti in questa via e anche la videosorveglianza della città siamo riusciti ad individuare il veicolo, il pirata della strada che sabato sera ha ucciso un uomo in questa via. Sul responsabile pende l'accusa di omicidio stradale e omissione di soccorso. Al momento l'automobilista, di mezza età, un cittadino kosovaro residente in un comune della cintura urbana di Treviso, non si trova. L'uomo risulta essere irreperibile, però lo stiamo cercando. L'importante era avere la targa e su questo non ci sono dubbi perché abbiamo un fotogramma ben chiaro con il danno avuto sull'autovettura. Lo specchietto retrovisore destro mancante, quindi era frutto di questo urto con l'uomo che poi è deceduto all'ospedale. Il sindaco Mario Conte ha espresso la vicinanza dell'amministrazione alla famiglia della vittima, rivolgendo poi un messaggio all'investitore. L'appello che faccio a colui che purtroppo ha investito questa persona è quello di costituirsi, perché ormai è stato identificato, e quindi io credo che bisogna mettere la parola fine a questa vicenda facendo giustizia.
Adesso parliamo delle case di riposo. Oggi la Regione, l'assessore Lanzarin ha detto insomma che la Regione ha inviato a tutte le USS e quindi alle strutture le linee guida, quindi cosa cambia da domani lo vediamo. Domani le RSA riaprono e i parenti dei 5.500 anziani ospitati nelle strutture nella Marca potranno tornare a far visita ai loro familiari seguendo il protocollo di sicurezza vagliato sabato scorso dal Ministero della Salute, che prevede tra le altre cose il Green Pass e le visite preferibilmente in spazi all'aperto. Gli incontri potranno essere sostanzialmente incrementati con maggiore libertà, sempre mantenendo le precauzioni per prevenire eventuali trasmissioni di infezione. Per ottenere il Green Pass i visitatori dovranno quindi essere vaccinati o aver effettuato un tampone nelle 48 ore precedenti alla visita oppure avere gli anticorpi in seguito all'infezione da Covid. Per poter entrare è previsto l'utilizzo della mascherina FFP2 e il protocollo prevede la possibilità di prendere in considerazione il contatto fisico. La stanza degli abbracci è destinata a scomparire. Noi oggi già teniamo aperte le strutture, ma sono con i divisori del plexiglass, non c'è possibilità di contatto tra familiari e anziani. Da domani si apre, si gira una pagina importante in questa relazione tra anziani e familiari. Toglieremo i plexiglass e soddisfacendo alcune condizioni sarà possibile anche prendere dei contatti fisici tra le persone. Dopo 14 mesi le porte delle RSA si riaprono anche per gli 850 anziani nelle 4 strutture dell'Isra di Treviso, una notizia che familiari e ospiti attendevano da tempo. Non vedono l'ora di venirci a trovare e che vengano il più possibile. Gli effetti del Covid sulla salute anche dopo mesi, anche negli sportivi. Le complicazioni negli sportivi devono essere rivalutate clinicamente prima di ricominciare a fare sport. Sentiamo. Fin dalle prime segnalazioni nel dicembre del 2019 divenne chiaro che il Covid si potesse rivelare come una malattia a lungo termine, alle volte con delle complicazioni croniche per molte persone. Questo è accaduto in pazienti che hanno avuto un'infezione iniziale lieve o moderata, sia in coloro che sono stati ricoverati in ospedale per un'infezione grave. La sindrome long Covid può avere effetti duraturi su molti apparati del corpo umano e si ritiene possa durare diversi anni. Dati preoccupanti emergono anche da una recente ricerca dell'unità operativa complessa di medicina dello sport diretta dal dottor Patrizio Sarto. Anche per questo motivo gli sportivi, soprattutto del mondo dilettantistico, devono essere rivalutati clinicamente con attenzione. È una rivalutazione clinica, cioè bisogna capire se questo virus maledetto, invisibile, devastante, possa aver colpito il cuore dei ragazzi. Quindi vanno valutati per escludere se esiste un interessamento cardiaco prevalentemente, ma non solo. Dipenderà se il giovane è stato completamente asintomatico, 40 o 60%, ovvero sintomatico. La sintomatologia, la tosse, la febbre, l'astenia marcata, i dolori muscolari possono accompagnare interessamento di altri organi. Non a caso a Treviso abbiamo trovato più di una situazione particolare. Patologie gastrointestinali importanti, sospetti di versamenti pericardici, cioè una raccolta di liquido in quel sacchetto che avvolge il cuore. Abbiamo fatto una ricerca che è ancora in via di valutazione con l'Università di Siena, in questo caso invece, dove abbiamo studiato quasi 100 ragazzi e abbiamo cercato di capire se c'era un'alterazione del cuore. I dati nostri sono tra il 3 e il 4%, è possibile trovare un'alterazione di questo tipo. Per gli sportivi che hanno contratto il Covid è importante ricominciare a fare attività sportiva con gradualità, sottoponendosi ad esami clinici appropriati. Un aggiornamento di cronaca, purtroppo non ce l'ha fatta Andrea Montagneri, il 37enne di San Biagio di Callalta, che qui vediamo in foto, che era uscito di strada con la sua moto sabato pomeriggio nella strada che collega Aviano a Piancavallo. Gravi le ferite che erano state riportate dal giovane, appunto, che era stato poi portato d'urgenza in ospedale. Purtroppo il 37enne si è spento oggi. E adesso la Guardia di Finanza è un nuovo blitz che ha portato a scoprire un altro mediatore immobiliare abusivo nella Marca.
Faceva abusivamente il mediatore immobiliare, ora un 60enne di Castelfranco dovrà restituire 33.000 euro di provvigioni incassate senza averne i titoli. A scoprire che l'uomo svolgeva questa attività in maniera abusiva sono stati gli investigatori della Guardia di Finanza di Treviso. Il 60enne lavorava per un'agenzia immobiliare di Conegliano. Le Fiamme Gialle hanno accertato che aveva portato a termine diverse operazioni di compravendita in nome e per conto del titolare dell'agenzia, che è risultato l'unico in possesso dell'autorizzazione a svolgere la professione. Concludendo queste operazioni si era assicurato provvigioni per oltre 30.000 euro che ora dovrà restituire. Gli è stata inoltre comminata una sanzione amministrativa per un importo che va da 7.500 a 15.000 euro, oltre alla segnalazione alla Camera di Commercio di Treviso Belluno per l'avvio della procedura di restituzione ai clienti delle somme percepite indebitamente. Una sanzione che vale come vero e proprio ammonimento. Se il sedicente agente dovesse continuare a trattare abusivamente compravendite, scatterebbe la denuncia penale per esercizio abusivo della professione. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta, il telegiornale di Treviso. Ripartiamo da ecovandali, 1 metro cubo di rifiuto abbandonati al supermercato Spacca di Treviso. Grazie alle riprese delle telecamere presenti sul posto, gli addetti del Consiglio di Bacino Priolo hanno individuato la responsabile, una residente del comune di Treviso che già in passato si era resa responsabile di abbandoni di rifiuti. La donna è stata sanzionata con una multa da 600 euro. Dicevamo all'inizio del telegiornale, c'è stato anche spazio per una curiosità a margine dell'inaugurazione dell'hub vaccinale di Villorba. La curiosità è quella di un leone alato arrivato all'inaugurazione. Cosa ha detto il papà che gli portavi via il leone? Dove vai questo leone? Devo portarlo a Zaia. Va bene, vai pure. Ha portato via il leone alato al papà per metterlo sul palco dell'inaugurazione. Un gesto oltre che scenografico certamente di peso. Sabato di sera, verso le 7 di sera, ci hanno chiesto, anche io ho detto mettiamo questo simbolo del Veneto in questo luogo fantastico. Ma questo, contrariamente al resto della struttura, non è legno e cartone, questo è proprio... Questa è pietra. Quanto pesa? 10 quintali. 10 quintali? 1 tonnellata. E questa struttura l'abbiamo realizzata ieri mattina dalle 6, abbiamo aperto l'azienda, costruito, sallato e verniciato questa struttura ieri mattina. Da questo si capisce lo sforzo per portare nel centro un vero e proprio pezzo di storia veneta. Questo leone è stato fatto a Venezia da un nostro amico, scultore, che in verità l'aveva fatto suo papà circa una 50 anni fa. Una serie simbolo di un popolo e una struttura portante 1 tonnellata, ideata e costruita in poche ore, esempio concreto di ingegno e laboriosità di nostri artigiani. Una storia che con orgoglio hanno raccontato al presidente del Veneto. Cosa ha detto Zaia quando gli ha raccontato la storia? Guarda che bello! E allora noi ripartiamo proprio con gli hub vaccinali, con le notizie dal Bellunese. Il nuovo hub vaccinale in provincia di Belluno si trova al Palace Skating di Sedico ed è stato messo a disposizione da Luxottica grazie a un accordo raggiunto assieme al Comune e all'ULSS Dolomiti. È stato inaugurato questo pomeriggio al Palace Skating della Luxottica di Sedico il nuovo hub vaccinale aperto a tutta la popolazione dell'ULSS Dolomiti, che va ad aggiungersi ai 5 drive-in attivi in provincia: Belluno, Paludi, Feltre, Agordo e Tai di Cadore. Una settantina i primi vaccinandi in fila dalle 15 di oggi, ma l'obiettivo è di arrivare a somministrare almeno 250 dosi al giorno. Al Palace Skating il team è composto da 2 operatori dell'azienda sanitaria e da 11 fra operatori sanitari e tecnici messi a disposizione gratuitamente da Luxottica. Frattanto si moltiplicano le adesioni delle aziende disponibili a rendersi utili per la campagna vaccinale. In provincia più di 50 aziende hanno dato la propria disponibilità a ospitare la campagna di vaccinazione, ma in questo momento stiamo dialogando con la ASL, come a livello nazionale si sta discutendo con lo staff del generale Figliuolo per capire se questa sia effettivamente la strada da perseguire. Sì, perché al momento sembra che a livello governativo e poi a ricaduta nei territori l'indicazione sia quella di mantenere i punti vaccinali pubblici per le somministrazioni anche al personale delle aziende. L'importante è vaccinare tutti e vaccinare in fretta, non importa dove. Quel che sta a cuore alle nostre aziende, ma credo un po' tutti noi, è che si proceda molto spediti, quindi vaccinando anche
anche tutti i dipendenti delle aziende. Siamo in attesa di indicazioni per capire se la capacità degli hub pubblici soddisfa la disponibilità di vaccini o se invece ci sarà bisogno di dare manforte all'ASL per velocizzare i tempi. La giornata di domenica ha inaugurato la campagna alla fascia d'età 50-59 anni. L'Ulse Dolomiti ricorda che a seguito di circolare ministeriale gli appuntamenti per le seconde dosi di vaccino Pfizer e Moderna saranno di regola dati a 42 giorni di distanza e dovranno essere rispettati. La Polizia Stradale di Belluno ha intercettato una serie di trasporti alimentari non conformi alla normativa 5, per la precisione tutti relativi a carni surgelate, uova e latticini freschi. Le sanzioni sono scattate nei confronti di autotrasportatori fermati durante i controlli a Limana, Alano di Piave e Borgo Valbelluna. In un caso i poliziotti hanno accertato che la carne trasportata non solo era a contatto con le pareti della cella isotermica, ma che da questa colava pure del liquido sui cartoni posti sul pianale, a loro volta con della carne all'interno. A bordo di un altro mezzo è stata verificata scarsa manutenzione e igienizzazione con muffe e sporco sedimentato. Le sanzioni complessivamente accertate ammontano a 6.000 euro. E adesso le novità per la cittadinanza del comune di Feltre, con un servizio che serve a dare risposte più celeri e più efficaci per le segnalazioni dei residenti. Cambia a Feltre il modo di interfacciarsi con l'amministrazione comunale per quanto riguarda le segnalazioni dei cittadini inerenti al bene pubblico. Dal pronto manutenzione telefonico, che ha sì funzionato ma che ha anche presentato alcune imperfezioni, dopo averla a lungo sperimentata all'interno del sistema comunale, si è passati a una comoda piattaforma telematica che però non sostituisce i già presenti canali ufficiali e che non riguarda la raccolta rifiuti. Lo spirito è sempre quello, ma accentuato anche dalla pandemia, di facilitare la comunicazione anche informale cittadino-amministrazione, quindi il senso è di lanciare una nuova piattaforma che sarà raggiungibile al sito segnalazioni.comune.feltre.bl.it per trasferire all'amministrazione segnalazioni di sostanzialmente manutenzioni da fare sul territorio. Il principio è sempre lo stesso, è quello di accorciare i tempi di risoluzione del problema. Ovviamente saranno accettate come sempre le migliori intenzioni dei cittadini, i casi stalker e quant'altro saranno rimandati al mittente, ma il senso è proprio quello di collaborare e di riuscire a rimettere in sesto la città nel più breve tempo possibile. Quindi abbiamo visto anche dalle sperimentazioni fatte prima col pronto manutenzioni che adesso cesserà, di solito le istanze sono di carattere manutentivi, quindi dal cartello di Velto al buco sulla strada. Altre segnalazioni che magari non riguardano il nostro ente verranno indirizzate agli enti di competenza. Adesso vediamo chi sono gli ospiti di ring questa sera del nostro Ferdinando Avarino, il nostro vice direttore. Saranno con lui Roberto Papetti, il direttore del Gazzettino, il sindaco di Treviso Mario Conte, Luigi Susin di Fratelli d'Italia, Elena Ostanella del Veneto che vogliamo, Iuri, l'imprenditore di Maser, della palestra di Maser, capofila della protesta delle palestre, poi Eric Grimaldi, avvocato, ci parlerà delle cure domiciliari. Sapremo anche qual è l'esito del sondaggio, lo rivediamo, il caso Balasso, della querela a Natalino Balasso, Zaia querela il comico, giusto secondo voi, sì oppure no? Quelle sono le due opzioni, potete continuare ancora a chiamare, poi durante la trasmissione sapremo l'esito. Vi lascio al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Tre Baseleghe. Bentrovati al meteo. Andiamo incontro a giornate movimentate dal punto di vista meteorologico. Arriva un'intensa perturbazione sul nostro territorio e le piogge purtroppo non molleranno la presa. Vediamo dunque insieme il dettaglio. Sul Veneto martedì 11 maggio avremo un tempo spiccatamente instabile, piogge un po' dappertutto, in particolare sulle zone montane e pedemontane sono attesi fenomeni temporaleschi anche intensi. Venti moderati dai quadranti orientali, temperature in lieve calo, minime tra 11 e 13 gradi, valori massimi compresi invece tra i 16 e i 19 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la grafica ci mostra una situazione simile, rovesci dappertutto, a tratti saranno anche forti. Temperature minime tra 12 e 14 gradi, massime sui 20-22 gradi.
Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove lo scenario sarà lo stesso, maltempo con rovesci e temporali un po' dappertutto. Temperature minime intorno agli 11 gradi, massime infine sui 17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento con Antenna 3. Cooperativa Agricola Volpago. Da noi trovi la carne fresca di prima qualità, genuina e salutare per il tuo benessere. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa e Trebaseleghe.